Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Capitano Francesca Pan, vincere contro Schio fa sicuramente sempre piacere. Che cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? Uno scatto d'orgoglio? Che cosa è successo? Beh, noi siamo entrate nella partita dove l'obiettivo era di divertirsi, di giocare bene e di cercare di fare il nostro meglio. A noi mancavano 3/5 del quintetto dell'anno scorso, quindi sapevamo di essere un po', tra virgolette, in svantaggio. Schio è una squadra campione d'Italia in carica, l'anno scorso è arrivata alle Final Four di Eurolega e sappiamo il calibro della squadra, quindi quando sono andate in vantaggio di 11 punti, non dico che ce l'aspettavamo, ma poteva succedere, quindi a metà partita di sicuro non ci siamo buttate giù, ci siamo guardate negli occhi e abbiamo detto adesso andiamo fuori, ci divertiamo e facciamo quello che sappiamo fare. Così è cambiata l'energia della partita, abbiamo iniziato a recuperare palloni in difesa, andare in contropiede in attacco e creare, diciamo, situazioni di canestro più semplici, e devo dire che ha funzionato, quindi seppure la seconda partita del campionato siamo molto felici di questa vittoria e soprattutto felici di vincere in un taglierci, in un'atmosfera veramente fantastica. Abbiamo un tifo assurdo che ci ha dato la carica. Che cosa puoi dire della Reyer di quest'anno, del roster di quest'anno? Tu che sei la capitana, sei una veterana insomma della squadra. Beh, di sicuro l'anno scorso eravamo una squadra nuova, quest'anno ci conosciamo di più il sistema di gioco e il nostro punto di forza è la difesa e correre in contropiede. Siamo consapevoli di queste, quindi ogni sera che scendiamo in campo cerchiamo di fare queste cose.